Ci sono molti operatori in ambito mondiale che monitorano le comunicazioni, monitorano le chat, monitorano i canali internet e quindi riescono ad ottenere informazioni sullo scambio di contenuti illeciti e una volta individuati gli IP, le connessioni di provenienza italiana, ci rendono edotto di queste situazioni e noi sviluppiamo un'indagine accurata e arriviamo a colpire il nostro target, denunciarlo e eventualmente attuare forme di attività delegata come una perquisizione che ci dà poi il riscontro di quello che sono i sospetti. Nel caso del Veneto appunto l'aumento delle persone denunciate è stato del 107%, vuol dire che siamo passati da 83 persone a più del doppio. Altre fonti ovviamente sono sicuramente le fonti che riguardano i minori, i genitori che controllano i minori, anche questo le dico, facciamo delle importanti opere di sensibilizzazione anche nei confronti dei genitori, anche con essi adesso ovviamente siamo costretti a farle online, nei quali diciamo loro che un ragazzino di 10, 11, 12 anni, 13 anni lasciato nella propria camera non è al sicuro se ha una connessione internet e gli è stato regalato magari un cellulare performante che gli consente di navigare sulla rete. Abbiamo riscontri in ambito proprio nazionale di addescatori, di groomer, come si usa dire in gergo, che si infiltrano attraverso le piattaforme di gaming dei ragazzini. Quindi queste piattaforme che sono molto richieste dai ragazzini, sono molto seguite, perché nell'adolescenza è normale che loro giochino e frequentino piattaforme di gioco, ci sono delle chat che consentono di ovviamente scambiare conversazioni. Ecco, abbiamo rilevato che in molti casi proprio attraverso questi canali di chat questi addescatori si inseriscono e riescono ad ottenere l'amicizia, la confidenza, la fiducia e poi tanto altro che purtroppo, come le dicevo, è grave per i ragazzi e comunque corrisponde a una fattispecie penale ben delineata dal nostro codice. Guardi, la diffusione di immagini a contenuto pedo prevede una sanzione che va dagli 1 ai 5 anni, mentre la mera detenzione comunque fino a 3 anni. Lei consiglia che questo fino a 3 anni, se il materiale è di ingente quantità, la pena è aumentata in maniera sensibile, quindi parliamo comunque di fattispecie che hanno un trattamento sanzionatorio importante e concreto. Qui stiamo parlando di una pena che riguarda solo l'addescamento, solo il carpire la fiducia del minore per ottenere immagini. Vogliono quello, ma in molti casi abbiamo avuto contezza che vogliono arrivare anche a stadi più avanzati, come l'incontrare il minore e avere rapporti sessuali col minore. Quindi lei capisce che lo stadio di pericolosità è molto molto alto. La nostra attività di monitoraggio della rete, il nostro intervento e soprattutto, diciamo prima, l'intervento dei genitori che scoprono queste conversazioni e ci vengono a denunciare queste situazioni consente di entrare in un momento in cui il ragazzino è ancora, diciamo, in una situazione di sicurezza, anche se, diciamo, in pericolo. In molti casi l'intervento è stato tempestivo e appunto ha consentito di interrompere la condotta criminale. Che cosa viene proposto in cambio a questi ragazzini per indurli a mandare fotografie o addirittura ad incontrare i loro carnefici? Guardi, come individua concretamente la norma e correttamente, la norma è proprio il riuscire ad entrare nella loro fiducia, semplicemente anche mostrandosi come un coetaneo, mostrandosi come una coetanea, meglio ancora, a seconda degli interessi che può avere. Poi lei può immaginare quando dei ragazzini, parliamo di ragazzini che hanno 10, 11, 12, 13 anni, la curiosità di parlare del sesso è ovviamente particolarmente spinta, questo a dire di quello che sono gli psicologi, no? È un momento particolarmente delicato e sono molto vulnerabili su queste tematiche. L'adulto, l'addescatore, ecco, va a forzare su questo e ovviamente quando ha carpito la fiducia e ha ottenuto la prima immagine, dopo di fatto lei capisce che diventa una forma quasi di ricatto, ovvero sia, se non me ne dai delle altre, la tua foto, la tua immagine, il tuo filmato a seconda potrebbe essere oggetto di condivisione con persone che conosci e questo è sicuramente una chiave importante, di un grimaldello importante per entrare nella sensibilità del minore e costringerlo coattivamente a produrre altro materiale e condividerlo con l'anonimo, che non è più un coetaneo incuriosito da una conoscenza appunto amicale, una conoscenza adolescenziale, ma è, come dicevamo prima, il classico groomer, il classico addescatore che persegue il suo turpe fine.
oltre che essere un dirigente della polizia sono anche un genitore, è evidente che bisogna prestare molta attenzione agli sviluppi dell'età. Abbiamo parlato di ragazzi di 10, 11 o 12 anni che hanno bisogno di un attento controllo. Lei ha citato ragazzini che possono avere 14, 15, 16 anni o 17, è chiaro che il rapporto con quelli di 15, 16, 17 è diverso da quelli di 10. Io quelli di 10 non mi nascondo e vorrei dare questo consiglio: bisogna controllarli, bisogna stargli vicino e insegnargli a muovere i passi anche su internet e ad avere un buon rapporto comunicativo con loro. Il genitore non si può estraniare perché lo sente sicuro all'interno di quattro mura. Non è sicuro e ci sono stati casi molto gravi che le cronache tra l'altro hanno riportato, quindi vogliamo parlare delle sfide, delle blackout challenge che hanno portato anche negli ultimi periodi situazioni effettivamente allo stremo. I genitori devono sicuramente esercitare la loro autorità, la loro autorevolezza e deve esserci una comunicazione molto aperta, molto trasparente, molto sincera, perché devono essere aiutati, devono essere seguiti. Queste sono le strategie che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la Polizia Postale, persegue negli incontri che vengono fatti costantemente anche con i genitori, così come per i ragazzi nelle scuole.